L'Agragas ha vinto l'amichevole contro la San Cataldese. Allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo la squadra di mister di Napoli si è imposta per 2-1, mostrando una discreta forma fisica. Dopo 8 giorni di preparazione atletica nel campetto di Fontanelle e una buona intesa tra i reparti. Tutte le reti sono state siglate nel primo tempo, doppietta di Giacomo Parigi al 15° e al 35°. Per i verdi Amarando, gol di Fecarotta al 18°. I biancazzurri sono scesi inizialmente in campo con questa formazione: Vono, Mileto, Russo, Vicente, Caterinicchia, Sepe, Navas, Rotulo, Parigi, Longo, Levec. Nel secondo tempo l'Agragas è scesa in campo con lo Monaco, Saitta, Canale, Greco, Ioio, Petrucci, Carrotta, Tinto, Sicurella, Tripoli, Minacori. Nel finale di gara è entrato anche il terzo portiere Amella, non ha giocato il terzino Scrugli per un fastidio muscolare. Al test match hanno assistito oltre 300 spettatori. Intanto la società biancazzurra comunica di avere tesserato altri 2 giocatori per la stagione 2017-2018. Si tratta del portiere Alessandro Vono, classe 1988, da Livorno, e dall'attaccante Giacomo Parigi, classe 1996, dall'Atalanta, con la formula del prestito gratuito, che hanno posato con la nuova maglia insieme al presidente Silvio Alessi. I 2 calciatori hanno già sostenuto le visite mediche e sono da alcuni giorni a disposizione del mister Lello Di Napoli e del suo staff. Il portiere Alessandro Vono, nato a Torino, ha già difeso la porta dell'Agragas nella stagione del 2015-2016 in Lega Pro.